25.000 posti di lavoro persi dall'inizio della crisi, si teme per chi è in cassa integrazione e mobilità, difficile al momento il loro riassorbimento. Complessivamente si è perduto il 50% del settore costruzioni, edilizia che solo prima del 2008 aveva un peso sul PIL del paese del 22% e che oggi è in caduta libera. Non si vendono case, nemmeno si cambia casa, lo sanno bene i costruttori. Non è che non c'è la domanda di nuove abitazioni, c'è la difficoltà ad accedere a mutui per avere nuove abitazioni. I numeri non lasciano scampo, l'edilizia è il settore che in questi 5 anni di crisi, 6 se già contiamo il 2013, ha perso di più, ma proprio da lei, cruciale per la ripresa dei consumi interni, si vuole ripartire. La Regione Veneto mette in campo una nuova ricetta per una nuova edilizia. Chiamiamola rottamazione, dando degli incentivi fiscali, la detrazione ad esempio fino al 50% su chi rottama il vecchio immobile, condizioni bancarie diverse. Rottamare il vecchio e ricostruire sullo stesso posto senza consumare altro territorio, puntando all'altezza e a nuove volumetrie. Bisogna puntare sulla riqualificazione, bisogna puntare sul risparmio energetico, bisogna puntare su tutti quei settori in cui ci sono prospettive di sviluppo. Un rilancio nel quale la Regione vuole fare la sua parte, ma serve anche un intervento del Governo in termini di incentivi. Ma c'è chi chiede anche regole certe e punta il dito contro chi oggi costruisce al ribasso, producendo fabbricati inadeguati e magari insicuri. Dovremmo creare un'edilizia più certificata e certificabile, che abbia determinate caratteristiche e che siano certe. Quindi abbiamo bisogno di una certificazione energetica, di una certificazione di processo che definisca quale va bene e quale non va bene come edilizia.